Non dobbiamo farci distrarre dai vaccini, nel senso che stiamo registrando dei tassi di contagio nelle persone che si sono appena vaccinate, perché corre questa idea che appena fatto il vaccino si sia protetti, invece occorre arrivare alla seconda dose e occorre che passino circa 7-10 giorni dalla seconda dose per essere protetti. L'avvertimento arriva da uno dei massimi esperti di epidemiologia e biostatistica in Veneto: il vaccino per funzionare ed essere efficace ha bisogno di tempo. Non solo, un conto è la capacità di infettare, un'altra quella di sviluppare la malattia. Si sentono casi, non pochi, di persone che si infettano dopo essere stati vaccinati, ma perché si infettano nei giorni immediatamente dopo il vaccino. Quindi devono essere continuate, devono essere mantenute le cautele anche dopo la seconda dose per 7-10 giorni. Più in generale, dice Guerriero, serve tempo per sviluppare se non l'immunità di gregge e quella di comunità, che si ferma al 70% del totale. Guardando ai numeri e alle prospettive aggiornate del governo, la biostatistica fissa già una data limite. L'ipotesi del governo che lì ho segnato in blu è quella di avere il 100% delle dosi, cioè che arrivino tutte le dosi promesse e che si sia in grado anche di aumentare la somministrazione attuale del 10%. In tal senso arriveremo alla immunità di comunità il 5 ottobre 2021.